È rimasto intrappolato all'interno della cabina del suo camion, rovesciato in un fosso. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per più di mezz'ora per estrarlo dalle lamiere. Attimi di paura intorno alle 9:30 a Cimetta di Codognè, in via Vittorio Veneto. Il 58enne, che si trovava alla guida del mezzo, è stato subito soccorso dai sanitari del SUEN 118 e dall'elisoccorso arrivato da Treviso. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Conegliano. Il camionista residente a Vittorio Veneto ora si trova ricoverato nel reparto di chirurgia con gravi lesioni, 30 i giorni di prognosi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Codognè. Probabilmente a causa di una distrazione la motrice della cisterna ha toccato il ciglio della strada sbilanciando l'intero carico. Il veicolo si è poi rovesciato nel fosso. Il mezzo trasportava prosecco che si è in parte sversato all'interno del corso d'acqua insieme al carburante contenuto nei serbatoi del camion. I vigili del fuoco hanno sistemato a valle del veicolo alcune panne assorbenti per evitare che il carburante potesse riversarsi nei torrenti della zona. I tecnici dell'ARPAV intervenuti sul posto hanno poi verificato che non c'è stato alcun tipo di inquinamento nell'area.